Maltempo che si è abbattuto in Veneto, il governatore Zaia firma lo stato di crisi ed invita cittadini a documentare i danni per chiedere un risarcimento. Agricoltura martoriata, dice. Case scoperchiate, alberi divelti, colture azzerate, a Spercenigo i residenti amareggiati, siamo lasciati soli, intanto ci si rimbocca le maniche per tornare alla normalità. A Campo Bernardo, frazione di Salgareda, la disperazione dei viticoltori per i filari rasi al suolo dalla tempesta, produzione azzerata in una delle zone più famose per la produzione di vino. Una camminata dalla piazza al comando provinciale per commemorare il giovane carabiniere ucciso a Roma è quella che si terrà lunedì sera a Treviso a promuovere l'ex comandante della stazione di Treviso. Servizio d'autobus sospeso a San Vitale, le opposizioni a Palazzo dei 300 chiedono all'amministrazione di intervenire, altro che attenzione, i quartieri sono dimenticati. Lavori per la riqualificazione energetica e sismica delle abitazioni, lo sconto sarà direttamente sulla fattura, piccole imprese artigiane sulle barricate, così ci mettono in ginocchio. Partenza dalle sorgenti del Piave lunedì mattina, arrivo 9 giorni dopo alla casa di Goffredo Parise a Salgareda. Il viaggio dell'anima dell'attore trevigiano Mirko Artuso reciterà per chi lo accoglierà in casa lungo l'itinerario. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. In apertura ancora il maltempo che ieri si è abbattuto anche sulla provincia di Treviso con danni ingenti alle strutture e all'agricoltura. Oggi il presidente del Veneto Luca Zaia ha firmato lo stato di emergenza. Sentiamo. Possiamo non ricordare Zanson di Piave, 90, Piovene Rocchette, peraltro martoriata a 2 giorni di seguito e molto altro ancora. E poi ricordiamoci la zona del Cadore, quindi la montagna. Lo stato di calamità l'ho già chiesto io, nel senso che la procedura è chiara, una procedura che non ha visto perdere neanche un istante nella rapidità nel ventare in piedi, per cui ho già firmato gli stati di emergenza in questi giorni, perché lo stato di emergenza è aperto. I cittadini raccolgano la lista della spesa, insomma, delle spese che hanno sostenuto, dei danni, e dopodiché i comuni ne faranno una raccolta, ne faranno un dossier, ne invieranno alla Regione. La Regione, fatto tutto questo ragionamento, in assenza di una forma totale di autonomia, chiederà al Fondo Nazionale per la Protezione Civile di intervenire. In molti casi il Fondo è intervenuto, ristorando i danneggiati, in altri casi stiamo ancora tribolando. Presidente, abbiamo visto anche gravi danni all'agricoltura. Ma l'agricoltura ne esce martoriata, del resto dell'agricoltura, l'agricoltore ha l'azienda sotto il cielo, lo si dice, per cui abbiamo visto vigneti rasi al suolo, abbiamo visto la forza e l'energia che ha scaricato questo maltempo, l'ha scaricata molto spesso. Se qualche settimana fa avevamo il problema delle grandinate, oggi abbiamo il problema delle bombe d'acqua e in particolar modo, come è accaduto in queste ultime ore, anche del grande tema delle trombe d'aria e quindi di quello che è la forza del vento e la devastazione che ne crea. Insomma, le immagini dei vigneti le hanno potute vedere tutti, insomma ci sono degli appezzamenti interi di vigneti martoriati appunto dalle trombe d'aria. Ed il giorno dopo la tromba d'aria che ha spazzato la parte orientale della Marca, siamo andati a Spercenigo di San Biagio, dove agricoltori e residenti hanno iniziato la conta dei danni. In pochi secondi cosa avete visto? Abbiamo visto un muro bianco e via giù tutto. Qua ha buttato giù tutti i pini, è caduto sul cancello, ha buttato giù la ringhiera, ha rotto i pilastri. Il giorno dopo quei terribili momenti sono ancora impressi negli occhi di questo abitante di Spercenigo a San Biagio di Callalta. Qui in via Bosco gli effetti della tromba d'aria sono ancora evidenti. Numerosi alberi spezzati o sradicati da terra, le colture di soia e di mais totalmente spazzate via, così come i campi con gli ortaggi. Rovinate al massimo, ma al massimo, non c'è più niente da recuperare. Dispiace, però ringraziamo ancora l'alto che siamo vivi. Ve la siete vista brutta? Ma tantissimo, neanche da chiudere gli occhi per non vedere. Qui cosa c'era? Un ricovero attrezzi, per vari attrezzi agricoli, in pochi secondi un grande botto e è volato tutto quanto per aria. Sempre in via Bosco un vecchio casolare resistito ai conflitti della guerra è crollato dalla furia del vento. Travi e tegole del tetto sono state scagliate a decine di metri di distanza. Poco lontano il tetto della casa al Civico 68 è stato parzialmente scoperto.
Sì, siamo stati scoperchiati, metà a casa, davanti e dietro. Avete preso tanta paura? Abbastanza. La grandine, come proiettili, ha prodotto gravi danni alle viti. La tromba d'aria le ha stese a terra. Tipo uragano. Il vento con la grandine è arrivata di traverso e qua ha dilaniato le viti. I tralci per il prossimo anno, l'uva da buttare via, perché qua non si recupera assolutamente niente. Io ho investito, ho fatto fatica e mi ritrovo che la natura adesso mi ha messo a piedi. Quello che è successo ieri fa capire molto che bisogna avere rispetto dell'ambiente e soprattutto capire che le calamità naturali sono molto pericolose. Nei giardini delle case si continua a lavorare per pulire e tagliare gli alberi abbattuti. Il comune di San Biagio di Callalta chiederà alla regione il riconoscimento dello stato di calamità naturale per far fronte agli ingenti danni provocati, ma la rabbia di alcuni abitanti rimane lo stesso. Ma nessuno è venuto a dare una mano. Nessuno ha organizzato una squadra per dare una mano a questa famiglia piuttosto che a tutte le altre famiglie. Sentiamo la mancanza della protezione civile. Ieri non abbiamo visto nessuno vestito di giallo-verde per le strade, per cui ci sentiamo un po' rammaricati. Ed ora andiamo a Campo Bernardo, frazione di Salgareda, per registrare la disperazione dei viticoltori per i filari rasi al suolo dalla tempesta, produzione azzerata in una delle zone più famose per la produzione di vino. A Salgareda la tempesta ha causato numerosi danni all'agricoltura. Le perdite più consistenti per colpa del maltempo si sono però avute ai vigneti. Controllato l'orologio, 20 minuti di bufera, ridotto la campagna così. Cosa avete visto? Io ho visto tutta nebbia, non ho visto nient'altro, una bufera, veniva dentro acqua anche in casa, mia moglie che piangeva, mia figlia che piangeva, tanta paura. Tutte le vigne in questo fazzoletto di terra sono state letteralmente distrutte. La furia della tromba d'aria ha persino spezzato i pali di cemento che sostengono le viti, facendo cadere a terra i lunghi filari. Le viti, più vecchie e rigide, si sono spezzate, facendo morire per sempre la pianta. Vediamo cosa si può fare, cosa si può recuperare, non so. Le vigne sono compromesse. Purtroppo sì, anche per il prossimo anno secondo me. Una cosa così grossa non l'ho mai vista. Nella frazione di Campo Bernardo ci sono fra i migliori produttori di vino della regione. Da questa terra da decenni si produce del vino di eccellenza, dal Toccai al Cabernet Franc e Sauvignon, dal Merlot al famoso Raboso del Piave. Vino che quest'anno per colpa della bufera subirà un tracollo nella produzione. Diversi campi, ettari complesi. Danni irreparabili. Esatto, danni irreparabili che nessuno ci viene incontro. Chiederete lo stato di calamità? Io direi di sì, perché noi non abbiamo mai chiesto niente e speriamo perché questa volta di essere esauditi. Nonostante tutto, gli agricoltori si sono rimboccati le maniche e con un groppo in gola hanno iniziato la corsa contro il tempo per recuperare quel che resta e per cercare di tornare alla normalità. Chiudiamo questa ampia pagina dedicata al maltempo, ora un'iniziativa, una camminata dalla piazza al comando provinciale in via Cornarota per commemorare il giovane carabiniere ucciso a Roma. È quella che si terrà lunedì sera a Treviso, a promuoverla l'ex comandante della stazione dell'Arma del capoluogo. Faremo una camminata con partenza da piazzetta Aldomoro alle ore 19, percorreremo via Calmaggiore con arrivo, con termine davanti alla sede del comando provinciale Carabinieri via Cornarota, dove stazioneremo un paio di minuti giusto per rendere omaggio alla memoria al collega assassinato. Una camminata lungo il Calmaggiore per dimostrare il dolore dei carabinieri di Treviso per la morte violenta, assurda a Roma del vice brigadiere Mario Cerciello Rega. A promuoverla per lunedì è Pietro Lo Priore, fino a qualche mese fa comandante della stazione dell'Arma del capoluogo. Io sono un carabiniere in pensione da pochi mesi, 2 mesi e mezzo. Ne ho viste tanti in 40 anni circa di servizio. Si può morire. È brutto, ma si può morire, perché il mestiere nostro, carabinieri e poliziotto che portano la divisa è questo. Però morire così, in una maniera alla bruto, sembra di essere ritornati alla vecchia Roma,
con 11 coltellate è una cosa spiacevole. Poi per un ragazzo da 45 giorni sposato lascia una ragazza a casa nella disperazione, genitori nella disperazione, e ripeto, ne ho visti tanti anche di amici morire, ma quello che dispiaceva di più quando succedevano queste cose qua è la disperazione della famiglia. Chi vorrà partecipare alla breve camminata è atteso in piazza Aldo Moro lunedì sera alle 19. Lo priore ha voluto organizzarla a distanza di diversi giorni ormai dall'omicidio perché non cali l'attenzione sulla tragica fine di Cerciello Rega. Un'iniziativa, sottolinea, che non ha connotazioni politiche. Assolutamente apolitica ed è aperta a tutti, io l'ho voluta intitolare aperta a tutti gli italiani onesti, che sono sicuramente la maggioranza. Servizio d'autobus sospeso a San Vitale. Le opposizioni a Palazzo dei 300 presentano un ordine del giorno per chiedere all'amministrazione di intervenire urgentemente. A dicembre, quando a presentare l'interrogazione era stato il capogruppo di Treviso Civica Franco Rosi, la maggioranza non aveva dato gran peso alla cosa. Ora che MOM ha sospeso la linea d'autobus 55 isolando di fatto dalla rete del trasporto pubblico San Vitale, estremo lembo di Canizzano, il problema è esploso in tutta la sua gravità e le opposizioni a Palazzo dei 300 partono nuovamente alla carica con un ordine del giorno da discutere al prossimo Consiglio Comunale. Crediamo che se il problema sia la strada troppo stretta, MOM abbia il dovere di intervenire magari utilizzando mezzi di taglia ridotta. Non è pensabile che dei cittadini che non dispongono di mezzi propri non possano più muoversi. Già adesso ci sono alcune giornate o fasce orarie in cui di fatto è impossibile prendere l'autobus. Crediamo che una cosa del genere non vada bene, mi sembra un po' una presa in giro. Credo anche che il sindaco Conte abbia il dovere di intervenire, di dimostrare coi fatti, non solo a parole, quanto ci tiene i quartieri. Impiego di mezzi di dimensioni ridotte nell'immediato, quindi lo stanziamento di finanziamenti per far partire al più presto i lavori di allargamento di strada San Vitale. Stranamente in passato era pieno di sentinelle nel quartiere di Canizzano, adesso stranamente le sentinelle che oggi sono sedute in maggioranza sono miracolosamente eclissate. Ecco, vorremmo appunto che qualcuno ritornasse fuori e prendesse in mano questa situazione e noi porgiamo la mano in questo senso per metterci a disposizione di lavorare assieme per risolvere in maniera molto concreta e veloce questo problema. Mi sembra che questa sia più che la giunta Conte, la giunta Tafazzi. Tafazzi, lo ricordiamo chi è, quello che si martellava laddove non era opportuno, ecco. E con tutti i consensi e voti che questa amministrazione ha ricevuto proprio da quella zona, ora ci troviamo con una penalizzazione così forte, davvero è incomprensibile. Ecco, io penso che i cittadini di quel quartiere dovrebbero pensarci bene a quello che hanno votato e in futuro anche a fare delle scelte diverse. Grave incidente ad un 49enne del Vitoriese uscito per una banale camminata e scivolato su un sentiero venendo ritrovato ferito dopo diverse ore. È ricoverato in serie condizioni all'ospedale di Conegliano un 49enne di Vittorio Veneto rintracciato ieri in serata dal soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane, allertato dai familiari che lo cercavano perché uscito per una camminata nella zona di Maren non aveva fatto più rientro. Intorno alle 20:20 i parenti hanno finalmente sentito la sua voce arrivare da una ripida valletta in mezzo al bosco, poco lontano dalle case. Impossibile per chi non era adeguatamente attrezzato raggiungerlo. Sul posto sono quindi intervenuti una decina di soccorritori che hanno subito capito cos'era successo. Il 49enne stava percorrendo un sentiero quando è scivolato, cadendo da un salto di roccia di 10 metri e rotolando poi per altrettanti, fermandosi su un terrazzino pietroso. Le squadre sono scese lateralmente per evitare di far rotolare giù dei sassi e quindi risalite dal basso. Il medico che lo ha raggiunto è riuscito a stabilizzarlo e imbalellarlo. Il malcapitato era lì da ore, ferito a gambe e schiena, aveva preso anche la pioggia del temporale del pomeriggio. Riportato sulla strada, è stato trasportato in ospedale dall'ambulanza. Lavori per la riqualificazione energetica e sismica delle abitazioni, piccole imprese artigiane sulle barricate per la nuova normativa sui rimborsi dell'ecobonus e del sisma bonus.
Ecobonus e Sisma Bonus, al via il nuovo sistema per recuperare dal 50 all'85% del costo sostenuto per i lavori. La nuova normativa introdotta dal governo prevede infatti che al posto delle detrazioni dall'imposta fino ad ora utilizzato, il cittadino possa monetizzare subito lo sconto ottenendo dall'impresa che effettua il lavoro lo sconto pari a quella che sarebbe stata la detrazione. Sarà poi l'impresa stessa a recuperare il denaro con detrazioni d'imposta, una misura che secondo Confartigianato metterà in ginocchio tante piccole imprese. Credo che questo sia un elemento che va a mettere a repentaglio la struttura economica e quindi la struttura anche produttiva delle imprese, perché non possono sopportare 5 anni di esborso e di recupero di questa imposta. Buona l'idea di rilanciare il risparmio energetico e gli interventi antisismici con lo sconto in fattura, dicono gli artigiani. Cattiva l'esecuzione che vuole il piccolo imprenditore essere anche bancomat per lo Stato. Una scelta, dicono gli artigiani, che finirà per premiare grandi società di intermediazione, penalizzando le piccole imprese ma anche i cittadini, visto che i costi aumenteranno. Alla fine chi fa l'operazione di utilizzo di questo credito sulle spalle delle imprese non lo farà solo sulle spalle delle imprese, perché costerà di più il lavoro al cittadino, ma sicuramente nella parte del contributo costerà di più anche allo Stato, tant'è che noi abbiamo fatto ricorso prima di tutto al garante, ma io credo che ci siano anche le condizioni per fare ricorso alla Corte dei Conti, perché questo è un bello danno erariale. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco. Domenica. TG Treviso, rieccoci in diretta. Compie oggi 90 anni lo sceriffo trevigiano Giancarlo Gentilini, per 2 volte sindaco della città e per altrettante vice, o meglio prosindaco come ama definirsi. Tanti messaggi di auguri arrivati a Gentilini anche via social, tra questi quello del presidente del Veneto Zaia, che scrive: buon compleanno Genti, avere 90 primavere e non sentirle continua così, Leone Veneto. Quello del sindaco Mario Conte, se non ci fosse bisognerebbe inventarlo, scrive, esempio di concretezza e vicinanza alla gente, anima della nostra Treviso, per me una guida e una forza della natura. Per Gentilini festeggiamenti oggi lontano dai riflettori, rigorosamente in famiglia, anche dalla redazione di Antenna 3, quindi tanti auguri. Ed ora andiamo sull'ultimo miglio dello Stiglia, perché per errore è stato raso al suolo il bosco lineare piantato l'anno scorso. Sentiamo la denuncia di un residente. Sono passato di qua come il mio solito per una passeggiata e ho visto il deserto. Pista ciclopedonale Ostiglia, ultimo miglio a ridosso dell'ex dogana e del CERD. Vittore Trabucco, residente di San Giuseppe, sempre attento a quanto accade nel quartiere, denuncia lo scempio avvenuto nei giorni scorsi. Insieme alle erbacce ormai cresciute a dismisura, gli addetti alla manutenzione del verde pubblico hanno raso al suolo letteralmente il bosco lineare piantato nel 2018. 60 piante, dagli oleandri in fiore ai piracanta. Avevano un'altezza ormai di circa 1,20 m e erano in piena fioritura, soprattutto gli oleandri, e questi lo stesso perché erano pieni di boccioli, coperti dall'erba, certo, ma visibili. Trabucco ha subito reso pubblico il fatto, scatenando in rete un fiume di reazioni, compresa quella del sindaco Mario Conte, che ha prontamente risposto. Assicurandomi che sarebbe stato tutto ripristinato, lui ha parlato di errore e io ho detto mi dispiace, non lo considero tale, questo è proprio, per usare un termine urbano, faciloneria, perché non si lavora assolutamente in questo sistema. Sarebbe stato tutto ripristinato com'era, mi auguro sia effettivamente, avvenga effettivamente così. Ma l'ultimo miglio soffre anche di altri problemi, aggiunge Trabucco, che ci accompagna a vedere le condizioni in cui si riduce uno dei sottopassi a ogni pioggia. Qua il mezzo dovrebbe scolare in questo lato e in questo ci sono 2 fossati e questo è il risultato. Per carità, potrebbe essere anche divertente, nel senso che con le calure che ci sono in questo periodo uno si rinfresca, ma insomma non mi pare il caso. Restiamo a Treviso, in pensione 2 degli osti più famosi della città.
Le serrande abbassate, un cartello dalla libera interpretazione, chiuso per impianto, ora alla riapertura, senza di loro, dietro al banco, facce nuove. A dicembre dell'anno scorso erano stati centinaia i trevigiani che avevano affollato Vicolo Barberia per chiedere che la storica osteria dalla Gigia non chiudesse, quando aveva iniziato a girare la voce che Sandro Valiera e Ovidio Gobbo, gestori dal 1982, volevano cedere l'attività per godersi finalmente la pensione. Ora, con poche parole e un post a tarda sera su Facebook, in sordina, con l'ironia e la discrezione di sempre, l'uscita di scena. Ebbene sì, ci siamo, scrivono, è ora di andare in pensione, lasciamo il posto ai giovani, però ci portiamo via il ricordo di tutti voi. Siamo orgogliosi di aver lavorato con voi che ci avete sopportato per tutti questi anni. Post scriptum, le nostre foto, che troverete in osteria, non sono epigrafi, non ancora. Il sindaco Mario Conte sui social ha dedicato a Sandro e Ovidio un grazie e un applauso, una piccola grande istituzione per la città, l'osteria che hanno gestito per 37 anni. Da una vita, sì. Ha visto che non ci sono più Sandro e Ovidio, però... Continua. E beh, la tradizione continua, sì, perché questa mozzarellina con le acciughe è una favola. Sì, continua e per fortuna sta continuando. Partenza dalle sorgenti del Piave lunedì mattina, arrivo 9 giorni dopo a Casa Parise, a Salgareda. Il viaggio dell'anima dell'attore trevigiano Mirko Artuso. Dalle sorgenti del Piave sopra Sappada fino a Casa Parise, attraversando il Cadore, poi scendendo lungo il corso del fiume, Longarone, Belluno, Santa Giustina, Pederoba, Nervesa, Maserada, fino a Salgareda. È il viaggio di Mirko Artuso, attore e regista teatrale, che come gli antichi camminanti si sposterà da una tappa all'altra, fermandosi a dormire da chi gli offrirà ospitalità. Questo sarà il punto di arrivo, che è il luogo in cui io da ragazzino venivo spesso a giocare con gli amici, e sono tra l'altro gli amici che vengono raccontati nei sillabari da Goffredo Parise. Questo è un lungo viaggio che mi porterà lungo tutto il fiume, e ho pensato di andare a vedere dove nasce il fiume per arrivare dove sono nato io, che è Salgareda, il luogo della mia infanzia. Una ventina di chilometri al giorno per un moderno viandante che in cambio dell'ospitalità regalerà storie. Sperando di incontrare strada facendo molte persone che mi raccontino delle storie, e io in cambio dell'ospitalità raccontare loro delle storie che mi porterò dentro allo zaino. E così Artuso reciterà brani degli autori che gli sono più cari: Italo Calvino, Sebastiano Vassalli, Marcel Schwob e Daniele Zovi, e a chi lo ospiterà Artuso chiederà un piccolo dono da portare in omaggio all'ospite successivo. Dopo che l'avviso e l'invito all'accoglienza è apparso sui social, è scattata una vera e propria gara all'ospitalità. E questo mi ha, rincuorato, perché rinforza l'idea che ho, che ancora oggi siamo sui social molto restii ad accogliere, ma poi nella realtà concreta della vita di tutti i giorni c'è ancora chi ama molto incontrare gli altri e scambiare le proprie esperienze di vita. Spazio ora alle notizie da Belluno e provincia. Un incendio nella notte ha distrutto il chiosco della Preschi sul Nevegal, gara di solidarietà per aiutare il titolare a riacquistare i macchinari. Sono stato svegliato dai carabinieri che mi hanno chiamato per questo danno. Insomma. Non è stato un buon giorno per Patrizio De Biasi, titolare del chiosco affacciato sul piazzale del Nevegalle. Questa notte un incendio ha mandato in fumo 4 anni di lavoro. Le fiamme sarebbero partite da un cortocircuito legato a un frigorifero. Da lì immediatamente, probabilmente complice anche la struttura in legno, si sono diffuse rapidamente all'interno del chiosco e hanno praticamente rovinato, distrutto macchine tagliaghiaccio, computer e tutto quanto era evidentemente ricoverato all'interno del chiosco della Preschi. Decine di migliaia di euro di danni. Sì, purtroppo tutta l'attrezzatura con quello che costa sono decine. L'allarme è scattato attorno all'1 della notte scorsa. I vigili del fuoco hanno lavorato 3 ore per domare le fiamme e spegnere gli ultimi focolai. Si lavora sull'ipotesi di un cortocircuito. Oggi dovrebbero arrivare i tecnici per valutare meglio da dove è partito il danno, ma sicuramente, almeno da come mi dicevano ieri sera, stanotte,
mi dicevano che era partito dall'angolo dove c'è un banco frigo, e probabilmente si è bloccato quello e da lì ha preso fuoco, insomma, dei cavi e tutto quanto il resto, insomma. Chiaramente non ci voleva all'inizio proprio della stagione estiva, quella importante, quella di agosto. Cercheremo di mettere a posto l'area e vedremo cosa succede. La tristezza è finita? Una tristezza infinita, chiaramente, perché insomma è lavoro. Per aiutare Fabrizio a ripartire è scattata immediata una gara di solidarietà fra gli stessi operatori economici e gli amanti del Colle Bellunese. Un bambino di 7 anni è stato investito a Cencenighe. Questa mattina alle 12 c'era molto traffico, le auto erano incolonnate in entrambi i sensi di marcia. Il piccolo, seguendo il fratello maggiore, si è infilato tra i veicoli fermi per attraversare la strada quando all'improvviso è stato travolto da una moto. L'incidente è accaduto in via 20 settembre, immediati i soccorsi, disagi pesanti alla viabilità con code fino alla tangenziale di Agordo, 10 km più a valle. I rilievi sono stati condotti dai carabinieri di Cencenighe. E tragedia sfiorata questa mattina verso mezzogiorno alle porte dell'abitato di Borca di Cadore. Un elicottero ultraleggero è caduto vicino alla statale Alemania. Salvi i 2 piloti partiti stamattina col velivolo da Santa Maria di Sala. L'incidente è accaduto intorno alle 12 quando, forse a causa di un problema tecnico, i piloti hanno dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza. L'elicottero, toccando il suolo, si è rovesciato ed i 2 occupanti sono riusciti ad uscire dalla cabina senza riportare gravi ferite. I vigili del fuoco, accorsi da Cortina assieme ai volontari di Borca e Vodo di Cadore, hanno messo in sicurezza il velivolo ed il luogo. Sul posto anche i carabinieri ed il personale del 118. Tiene banco e si fa sempre più pressante l'ipotesi di prolungamento della A27. Serve uno sbocco a nord per la sopravvivenza di questi territori, dice l'associazione Vivaio Dolomiti, che dal 2015 invoca la necessità di infrastrutture per aiutare l'economia bellunese. Siamo al penultimo posto in Italia come dotazione infrastrutturale e stiamo morendo come provincia. Solo un grande rinalzo tecnologico può riuscire a farci uscire da questa impasse. L'assegnazione delle Olimpiadi Cortina Milano 2026 ha rilanciato l'ipotesi di prolungamento della A27, unica possibilità per ridare slancio e vigore al bellunese privo di infrastrutture e di uno sbocco a nord che viene ritenuto indispensabile. Dal 2015 l'associazione Vivaio Dolomiti sta conducendo una battaglia in questo senso, dapprima in solitaria, ora con l'appoggio delle categorie economiche. Si parla di un'autostrada vecchia generazione. Le tecnologie sono cambiate, si possono fare opere inserite nell'ambiente e uno sbocco a nord diventa fondamentale. Eravamo soli, adesso tutte le associazioni di categoria, tutte le categorie economiche sono con noi e stanno sottoscrivendo questo progetto. È stato sdoganato un tabù, dice Pastella, che rappresenta un'associazione nata dall'esperienza dei comitati contro l'elettrodotto Terna. Tutelare l'ambiente non vuol dire non fare nulla, come stiamo facendo, e stiamo distruggendo l'ambiente per questo. Bisogna fare le cose e farle bene però. No quindi a opere progettate male e impattanti, dice Vivaio Dolomiti, che si interroga sul motivo per il quale non si riesca a progettare contemporaneamente a fare opere compensative per evitare il deturpamento del territorio. E a Cipra la Commissione internazionale per la protezione delle Alpi, che ha come scopo lo sviluppo sostenibile nelle Alpi e che ha espresso forti critiche sul prolungamento della A27, Vivaio risponde: non si può dire sempre no. Hanno delle proposte alternative, noi abbiamo sempre cercato anche un confronto, ma se le risposte alternative sono il sostenibile, che ancora non si capisce cosa vuol dire la parola sostenibile, alla fine non è questo il concetto, perché loro vogliono chiudere ogni forma di economia che c'è legato alla montagna, e senza economia i territori non vivono. È tutto, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre al meteo, arrivederci. Bardin Garden Store. Lo Zoo Garden di Treviso vi aspetta tutti i giorni, compresa la domenica, a Lancenigo di Villorba. Benvenuti al meteo. Alta pressione in rinforzo, condizioni dunque di bel tempo sul nostro territorio in questa prima domenica di agosto. Sul Veneto la giornata festiva sarà all'insegna di un ampio soleggiamento e con cielo al massimo poco nuvoloso al mattino. Dal pomeriggio ci attendiamo qualche veloce temporale di calore sui monti bellunesi, mentre altrove si manterrà in genere stabile.
Temperature minime tra 17 e 22 gradi, valori massimi compresi invece tra 28 e 30 gradi. Tanto sole anche sul Friuli Venezia Giulia, il cielo risulterà infatti sereno, al massimo poco nuvoloso, non si esclude qualche isolato acquazzone pomeridiano sulle Alpi. Temperature minime tra 18 e 23 gradi, massime comprese invece tra 28 e 30 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, bel tempo per tutta la giornata, il cielo sarà sereno, al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 16 e 17 gradi, massime sui 31 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Bardin Garden Store. Lo Zoo Garden di Treviso vi aspetta tutti i giorni, compresa la domenica, a Lancenigo di Villorba.